saluto. Ringrazio Motostaffetta non solo per quello che fa, per il contenuto delle azioni, ma soprattutto per l'esempio che dà ai nostri ragazzi, quello che devono fare gli adulti, quello che devono fare le persone che hanno dei ruoli di visibilità, è quello sempre pro tempore transitori, è quello di dare un esempio. E credo che oggi, ragazzi, avete degli esempi assoluti di persone che vi dicono nei fatti quello che si può fare, e vedete che sono persone che poi alla fine, come si dice in questi casi, quando fanno qualcosa per gli altri ricevono molto più soddisfazione e gratificazione di coloro che hanno ricevuto un gesto di volontariato. Quindi innanzitutto Motostaffetta credo sia un bellissimo esempio per tutti noi. Come assessore alle politiche sociali e alla salute, oggi ragazzi si parla di salute, non si parla più di sanità. Quando si parla di sanità siamo di fronte a un fallimento. Quando una persona va in ospedale a farsi curare vuol dire che gli stili di vita, a cui è stato accennato prima, non erano proprio perfetti e corretti. Quando si parla di salute, pertanto, noi siamo molto interessati al progetto che è stato citato prima, quello della sicurezza stradale.